Dopo la presentazione nel novembre scorso dell'innovativo sistema Excelsius GPS, che di fatto ha incoronato la casa di cura Rizzola di San Donà di Piave come centro di riferimento europeo nel campo della chirurgia della colonna vertebrale, ora arriva un altro importante riconoscimento per la struttura sanitaria. Dalla pubblicazione della classifica PNE, avvenuta in questi giorni, il programma nazionale esiti del Ministero della Salute, la struttura sandonatese emerge come prima della provincia per numero di interventi di protesi al ginocchio, nonché tra le prime di tutto il Triveneto. Alla base del risultato d'eccellenza concorre certamente la tecnica chirurgica all'avanguardia, la competenza del personale sanitario e l'attenzione rivolta al paziente. Tutto ciò permette alla persona soggetta all'intervento di rimettersi in piedi già appena risvegliata dall'anestesia. Che preoccupazioni e che aspettative ha riguardo l'intervento? Le aspettative, mi auguro di ritornare a riprendere un'attività normale, che sia anche potermi muovere, che non sia solo una semplice passeggiata. L'auspicio è quello di tornare ad avere quella qualità di vita che c'era prima di star male. Magari, sinceramente, magari, me lo auguro proprio. Mi auspico di poter affrontare le quotidianità di tutti i giorni in maniera serena e soprattutto senza tanto dolore, perché il dolore che ho provato in questi ultimi mesi è estremo e quindi vedo molti lati positivi nell'intervento di domani e pochi negativi, no? Lo specialista in questione è il dottor Nicola Marzano, chirurgo ortopedico e fisiatra, specialista esclusivo del ginocchio, che negli anni ha messo a punto l'efficace metodo di Advanced Recovery Surgery, sviluppato per permettere il recupero ultra rapido della mobilità del paziente. Un'eccellenza pressoché unica in Italia e fra pochissimi esempi nel mondo, che al di là dell'atto chirurgico ha come punto fermo gli incontri pre- e post-operatori con i pazienti. Noi abbiamo a che fare con delle persone con tutte le ansie, le paure, le storie, quindi devi aiutare questa persona ad affrontare questo problema nel minor tempo possibile, una parentesi nella giornata. Il dottore ci ha tranquillizzato tantissimo, fra l'altro quella riunione è stata di un interesse più unico che raro secondo me. Che differenza c'è fra un intervento standard di protesi al ginocchio e quella che applica lei? La principale differenza è fatta sull'attenzione sul paziente persona. Quindi partiamo dal concetto che la componente protesica oggi ha raggiunto per materiali e per linee dei livelli molto elevati. Abbiamo concentrato l'attenzione sul trattamento pre- e post-operatorio per ottimizzare i risultati. L'obiettivo è quello di restituire al paziente persona la sua autonomia funzionale, la sua qualità di vita, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle ragioni sociali. Quindi il primo obiettivo è una corretta, esaustiva informazione, rendendo il tutto molto tranquillo, e questo viene agevolato dalle riunioni di gruppo pre- e post-operatorie, in cui il paziente non si sente da solo nell'affrontare il suo problema. Se l'aspettava appena uscita dalla sala operatoria a poche ore di tornare a camminare? No, assolutamente, non l'avrei neanche immaginato, assolutamente. Ma io avevo visto un video ed ero rimasto stupito, quindi vuol dire che c'è qualcosa di speciale, diciamo, in tutto questo, no? Oggi operarsi al ginocchio significa recuperare quella qualità di vita e quell'autonomia funzionale che il paziente ha perso, e quindi si cerca, se non se ne è possibile con l'attività riabilitativa, con la chirurgia, di rispondere alle richieste funzionali del paziente, che in definitiva è il protagonista e la sua guarigione. Mi basterebbe camminare, perché io non camminavo più, già fare qua i passi in corridoio è già un traguardo. Un'altra vita, sì. Visto che ne abbiamo una sola, cerchiamo di tenercela più stretta e migliore possibile.